guess it's true, I'm not good at a one night stand. Ciao da Nicoletta e leggo in diretta con te dalle aule del corso L'impazienza del pesco. Non l'ho voluta leggere appositamente perché voglio lasciarmi stupire e in modo spontaneo farti il commento. C'era una volta una prospera comunità di alberi da frutto che viveva sul dolce declivio di una collina. I loro frutti erano delle splendide e succose pesche. In primavera i fiori formavano una morbida nuvola rosa che faceva la gioia dei viandanti. In mezzo ai peschi di lungo corso era spuntato un giovane pesco che cresceva vigoroso. Quando le giornate di fine febbraio si fecero tiepide, il giovane pesco cominciò a chiedere: «È ora? Possiamo fiorire? Porta pazienza, ragazzo, è presto! Possono ancora venire venti freddi ed anche qualche gelata, aspetta che verrà anche la tua ora», gli diceva il vecchio ed esperto pesco accanto a lui. Brontolando, il giovane pesca annuiva, ma gonfiava le sue gemme. «Sono solo invidiosi perché sono vecchi», rimuginava tra sé. Una delle ultime sere di febbraio, illuminata da un sole particolarmente dolce, il giovane pesco tornò a chiedere: «E adesso posso fiorire?» Il vecchio rispose: «No, ragazzo mio, non è ancora primavera, è probabile che arrivino ancora altri giorni di freddo». Il pesco sbottò: «Uffa, voi grandi siete tutti così, sempre con i vostri stai attento qui, aspetta di là, abbi pazienza di qua, sono stufo delle vostre lagne, c'è un bel sole, sono autonomo, decido per me». Ed i boccioli del giovane pesco esplosero in magnifici fiori rosa. «Guarda quel pesco, è fiorito, è già fiorito, è bellissimo», dicevano ammirati i passanti. Sulla collina era l'unico pesco fiorito e tutte le attenzioni e l'ammirazione della gente erano solo per lui. Il giovane pesco era tutto esultante e si pavoneggiava. Il sole di febbraio durò poco ed il giorno seguente una lama di aria gelida annientò crudelmente i suoi fiori, così come i suoi sogni. Morale: la pazienza è una virtù preziosa, non avere fretta di sbocciare, fai tesoro delle esperienze di chi ci è passato prima di te e stai alla larga dai pericoli insiti nelle esperienze che ti possono bruciare. Morale della favola da parte mia: anch'io di natura sarei un po' come il giovane pesco, impaziente, ho sempre voglia di fare tutto, di ottenere tutto subito, e la pazienza penso sia una delle mie grandi lezioni di vita, qualcosa che sono scesa qui a imparare perché non mi è molto congeniale. Ora sto imparando la pazienza, sto imparando che quando ami, quando senti qualcosa di profondo, quando per te qualcosa è importante imparare a trattenersi ed avere pazienza, è importante capire che c'è il momento giusto, che fare la cosa giusta al momento sbagliato porta comunque qualcosa di negativo, e quindi sto imparando proprio anche in questi giorni ad aspettare, ad attendere il momento giusto, perché magari ci sono alcune cose che sono troppo premature, magari c'è ancora un sentimento di rabbia verso qualcuno o di dolore che deve ancora essere metabolizzato, assorbito per poter fare quel passo oltre. E quindi ho imparato a dare ascolto a chi è più adulto di me, e ho imparato a dire: ok, aspetto, attendo, abbi pazienza, ogni momento può essere più giusto. Abbi pazienza perché la cosa giusta al momento sbagliato risulta la cosa sbagliata, e quindi impara ad avere pazienza, impara ad attendere, e se ami l'amore continuerà ad esserci e continuerà a rimanere in attesa anche di qualcosa di importante che sai che arriverà, perché è così, non può che essere così. Ciao, ciao ciao.